Serrano per averci fatto questa interessante carrellata sui modelli di comunicazione che, diciamo, hanno interessato in quest'ultimo ventennio e, diciamo, come dire, è anche evidenziato la centralità del mondo della televisione, diciamo, per quanto riguarda i modelli di comunicazione giornalistica, in particolare diciamo, del talk show, della contrapposizione, del retroscena e perfino il modello di democrazia ha influenzato non solo il modello di giornalismo nel senso pieno, ma anche i modelli di democrazia. Gli argomenti sarebbero molti, ci sono i nostri ragazzi alla scuola di giornalismo che poi rincontreranno il direttore. Io, se potessi, gli darei il consiglio di mettere in prima pagina questa notizia relativa a questo patrimonio da un lato che è costituito dai nostri giovani e dall'altro questo stillicidio, questo costante impoverimento che è costituito dalla loro immigrazione. Ma di giovani, diciamo, come dire, se ne intende molto Mario Morcellini, che di giovani che si occupano di comunicazione, e diciamo vorrei dare la parola a lui. Dico subito che farò una sola relazione, ma non vi nascondo che avendo ascoltato Alessandro Barbano ne avrei potuto improvvisare una in replica al suo intervento. Fantastico, non vi nascondo che poche volte ho sentito un giornalista parlare in modo così completo della situazione italiana e la metafora analisi del giornale d'opinione rispetto al servizio pubblico è tutt'altro che trascurabile, l'abbiamo già accennato nelle battute iniziali in privato. Una seconda relazione poteva essere quella con le slide, perché un professore che si rispetta ormai se non si presenta con le slide è come se gli venisse tolto una parte dello stipendio, ma per mia fortuna le slide sono alle nostre spalle. Allora, dato che erano state poco concepite per il direttore generale, questo mi autorizza a sperare in un altro appuntamento. Allora vi infliggo solo la terza, non la seconda che hai detto come qualche giovane mi prediligerebbe, che è però scritta. Questa è forse una piccola sorpresa per alcuni di voi, ma quando si hanno davanti temi sensibili c'è il pericolo che l'aspro grido di dire la verità non sia sufficientemente meditato. Allora scrivere protegge dalle intemperanze, quindi solo per questo oggi ovviamente non sarà del tutto così, perché ogni tanto cercherò di variare rispetto a un breve testo scritto, si dice così solo per mitigare la vostra suspense che finisca presto. E comunque ci sono dietro 2 o 3 pensieri di fondo che non posso ovviamente affidare al testo scritto e che debbono essere anticipati come se fossero un patto di sensibilità tra di noi. La prima mi colpisce molto, io ho rischiato già di essere vittima un'altra volta del sabato delle idee, ma da oggi in poi sarò una vittima anche a parti invertite. Mi piace molto questa idea entrare in un'università quando la folla, la compulsività degli studenti ne esce, perché gli studenti provocano un grande stress a chi insegna davvero. Tutti noi sappiamo il costo psicologico, fisico, mentale di insegnare quando prende sul serio questa parola. Quindi per questa parola rinvio un pezzetto di Henry De Luca nel Pannello. Piacerà questa citazione infranapoletana in cui lui descrive un episodio del 68, il pannello fa pensare al pannello della scrivania che viene tolto per guardare le gambe della supplente, ma questo episodio che è così televisivo sembrerebbe un eccellente esempio di un reality, poi dà luogo a una riflessione sull'impatto del professore di greco che è fantastico. Chi non lo conoscesse è pregato, questo è il regalo, primo regalo del sabato. La frase è: gli piaceva insegnare, tendeva a dare ai suoi giovani uno stimolo sapiente, perché partiva dal presupposto che a volte i giovani non vogliono altro che uno stimolo sapiente. Sapiente stavolta non è riferito alla sapienza. Secondo elemento di soddisfazione, la sinergia che sta dietro questa inconsueta in questo paese, dove le istituzioni culturali in genere fanno killer application, quindi questo mi permette di dire la terza cosa, e cioè la produttività. Mi è stato
detto saggiamente che ovviamente le cose che diciamo hanno senso, per esempio la frase straordinaria con cui ha chiuso Alessandro Barbano. Voi mi permetterete di essere così enfatico, ma la prima volta che lo vedo in un altro contesto e sono contento di averlo scelto per anni come nostro docente. E la frase che ha detto: nessuno cambia da solo, sembra quasi il titolo di un romanzo, e invece può diventare un progetto di vita. Quindi rientra nel paragrafo della produttività, cioè dobbiamo far sì che i nostri saperi siano più utili. E qui c'è un elemento di autocritica che corregge il fatto che io gestirò una relazione oggettivamente severa nei confronti del servizio pubblico, perché altrimenti vi ingannerei soprattutto il nostro autorevole ospite. Cioè il fatto che la produttività degli studi è stata anche debilitata in questi 20 anni, anch'io non lo chiamo il ventennio berlusconiano, quando lo chiamiamo così è perché non abbiamo voglia di approfondire, è solo una maniera. Se fosse stato così in quell'anno in cui lui è stato alle porte noi avremmo dovuto cambiare, invece le patologie sono rimaste invariate. In questo ventennio, forse non solo questo ventennio e non solo per colpa nostra, l'università ha taciuto troppo sulla RAI, dice parole generiche e stupidamente euforiche sulla comunicazione, vecchia, nuova, quello che i sociologi, i mediologi dicono della comunicazione è scioccante dal punto di vista della inconsapevolezza, ma anche il divorzio, un altro sostantivo che tu hai usato, sarà frequente questo aspetto, il divorzio tra ricercatori, letteratura scientifica e RAI non è forse uno degli elementi secondari dell'analisi che dovrò condurre. Quindi ovviamente dietro c'è una controproposta. Se siamo stati così divisi, così curtensi, ognuno a coltivare le sue cose, e ricordando ancora una volta la frase nessuno cambia da solo, c'è modo di recuperare, basta invertire quello che è stato fatto in questi 20 anni. La lezione è facile, veramente a parità di condizioni c'è stato un attacco alla cultura, vediamo se forse modificando la situazione non si modificano i risultati. Tutto quello che vi dico riposa su questo assunto. Quindi la proposta interpretativa che vi presento, perché io sto chiudendo un libro su questi temi, quindi se non sarò convincente significa che sono pronto per la rottamazione accademica e spero che siate gentili nei miei confronti. La proposta interpretativa che difende questo intervento assume un punto di partenza apparentemente problematico, ma certamente neutro. La qualità delle programmazioni RAI, anche qui ovviamente parlando delle medie, nessuno di noi pensa di salvarsi con attacchi alle singole persone. La qualità delle programmazioni RAI ha effetti incalcolabili sullo spirito pubblico e sulla identità culturale del nostro paese. Sembrava concepita da questo il titolo che avete alle spalle. E c'è di più. La reputazione e percezione sociale che accompagna la RAI, questa non sempre è colpa della RAI, qui c'è di mezzo le distorsioni e le fotocopie di cui si parlava. La reputazione e percezione sociale che accompagna la RAI è altrettanto decisiva per il suo costituirsi come punto di riferimento e possibile ricomposizione della società italiana. Tutto quello che non c'è stato in questi più che 20 anni. Si tratta di assunti annunciati in termini bruschi, anche legati ovviamente al tempo che abbiamo, ma occorre dire che funziona anzitutto in termini storici, cioè soltanto imparando dal passato. Per quanto sia difficile ricondurre a una sola variabile i cambiamenti culturali, perché molti uscendo da qui potranno pensare sì, ma le stesse cose si possono dire dell'educazione, esattamente la coda dell'intervento precedente. Sì, diciamolo anche dell'educazione, ma questo non ci esonera intanto dal dirlo di una cosa che si chiama servizio pubblico, nella letteratura giuridica addirittura servizio universale. Per quanto sia difficile ricondurre a una sola variabile i cambiamenti culturali della più recente fase del nostro paese, è impossibile non ammettere che se ci fosse stato un servizio pubblico autorevole e forte, forse non staremmo a parlare così ruvidamente della crisi. Non della crisi dei media, della crisi, di quella a cui non basta l'uscita anticiclica dalla crisi economica e finanziaria. In quest'ottica
L'assunto è utile per una ricostruzione storica delle stagioni più recenti, ma ancor più per facilitare o imboccare un'eventuale strada alternativa, una rinnovata chiarezza interpretativa. Permettetemi di dirlo, cioè se non ci scambiamo idee, e questo lo si può fare quando le pressioni, quindi nel momento in cui il sabato è perfetto, il sabato fa pensare al sabbatico, spero che chi abbia avuto questa idea e mi complimento ovviamente con il professor Salvatore, abbia accolto questo aspetto di riflessione quasi senza continuità con i fatti, senza questa chiarezza retrospettiva. Solo la chiarezza retrospettiva può alimentare idee, esperimenti e progetti per il futuro, e il fatto di stare al suo Orsola è un elemento concreto in questa direzione. Non si consideri dunque questa prospettiva troppo ispirata alla delusione, sarebbe un limite di autoreferenzialità e di autodifesa. Poi quando ci si lamenta troppo del passato è brutto segno del vecchiamento, quindi io lo scarto a priori. C'è stato comunque un amore non corrisposto tra le istituzioni italiane e soprattutto la politica, ma forse anche la società, e il suo servizio pubblico. Basti pensare a quello che ogni tanto ci ricorda Minori, cioè che in 15 anni sono cambiate 10 volte i manager della RAI. In nessun paese, nessun servizio pubblico, nessuna grande impresa culturale potrebbe sopravvivere a una così rapida rottamazione degli indirizzi di governo. Un rapporto che è mancato, non circondato di attenzioni, non rinnovato. Voi sapete che anche quanto nella vita privata, se non rinnovano i rapporti, inevitabilmente diventano esangui, non alimentato grazie ai cambiamenti nell'immaginario e nelle aspettative sociali. Lo si vede in particolare nella fuga, anche qui riprendo la parola del rettore, i giovani che sono la nostra parte di destino, quindi se non saremo noi a esaltarne gli aspetti positivi, loro lo faranno in modo corporativo, quindi molto meglio che sia l'università ad essere il luogo del diritto di tribuna delle qualità giovanili. E la fuga dei giovani dalla televisione, per esempio, è un elemento impressionante, la fuga più stabile, quella che ancora negli anni '80, pensate, la corte giovanile era il serbatoio più ricco del marketing e dell'offerta. Siamo passati dal fatto che i giovani erano il fondamento quasi del patto comunicativo al momento in cui ormai la televisione sembra garantita nella sua apparente fortuna dall'invecchiamento della popolazione. Non si commetta l'errore ovviamente di dire che quello era un altro tempo, perché questo assunto deriva dalla presa d'atto che il cambiamento è stato vissuto come un incubo invece che giocarci una carta di accompagnamento del cambiamento. Quello che è mancato è stata la capacità anche della cultura degli intellettuali, che sono stati tutti a casa, tutti gli impiegati del privato, ma certo non sono gli intellettuali. La delusione è poi a sua volta smentita dalla serena assunzione di una frase semplice su cui si fonda la professionalità di generazioni di dirigenti e di operatori RAI, tra cui ovviamente si segnalano personalità straordinarie. Stiamo parlando della principale industria culturale del paese, senza confronti. Pensate che cosa significa in termini di autorevolezza e anche in termini internazionali. Ne deriva che se non siamo soddisfatti della qualità e dei valori del nostro tempo, occorre coltivare una serena discussione che non può che essere anche autocritica. Questo discorso non può che rivendicare una più chiara percezione dell'identità e dei compiti del servizio pubblico. Spero che traspaglia questo amore per questa materia, che non è un amore di maniera. Sono stato uno storico ricercatore sulla RAI, anche sulla televisione. In prima istanza si è appunto consentito a un ricercatore di lungo corso individuare alcuni nodi che elaborano una critica aperta per lo stato di cose esistenti, alla luce di quanto abbiamo pensato e studiato, avendo in mente un'idea forte di servizio pubblico, come motore possibile di civilizzazione, anche nel senso di Elias, ma basterebbe anche scendendo un po' di gradini rispetto a quello che diceva Elias, e quindi è di nuovo il concetto di fabbrica della, badate, il titolo non dice solo tautologicamente fabbrica della comunicazione, dice della cultura e della comunicazione, con ciò lasciandoci pensare che ovviamente anche quando
quando c'è un disimpegno della cultura che noi amiamo, viene comunque fabbricato un altro modello culturale. Il primo punto di partenza è la sicurezza che abbiamo coltivato sull'idea che l'aumento della scolarizzazione nella nostra società si sarebbe trasformato quasi automaticamente in una emancipazione degli italiani. Suor è partita da presupposti di questo genere, come del resto chi inventò in tempi di ultracrisi di livello universitario. L'abbiamo sperato a lungo che il processo di acquisizione di competenze portasse un cambiamento dei soggetti. Pensate che cosa sono costretto a rimettere in discussione. È stata una fiducia poco ragionata sulla capacità della cultura di passare nei comportamenti. Qui non basta ovviamente lamentarsi delle condizioni economiche in cui è tenuta la cultura. C'è un ragionamento più profondo di cui posso ovviamente fare solo anticipazione. Possiamo dire che questa visione era esageratamente intrisa di automatismo, bastava aspettare gli effetti della scolarizzazione, che è tra l'altro strepitosamente cambiata. I dati che Barbano ha riportato anche sull'università ne sono un limpido esempio. Mi piace che sia un giornalista a dirlo, mentre occorre cominciare a pensare che la relazione tra più cultura quale partecipazione ha bisogno, se è ancora sperabile, ha bisogno di molteplici variabili di contesto. Troppo a lungo tra gli studiosi, ma sul secondo tema, e gli operatori più strategici dei media è passato il messaggio che gli effetti lineari e diretti della comunicazione della TV non fossero misurabili e verificabili secondo logiche strettamente formalizzate. È l'unico riferimento che farò al mio punto di vista accademico. Qui davvero dobbiamo fare una spaventosa politica. Questo assunto era generoso nella misura in cui contestava l'eccesso di comportamentismo, quindi ha avuto una funzione positiva, l'idea di togliersi dalla mente che ci fossero stupidamente prodotti impatti lineari sulle persone, ma anche quella idea era buona quando c'erano tante influenze intorno al soggetto, quando il soggetto è lasciato solo nel processo di costituzione morale di se stesso, non c'è la possibilità che forse anche quel tipo di effetti possa essere rimesso in scena. Anche qui col senno di poi è agevole scorgere che gli effetti sociali ci sono stati e come. Noi oggi non staremo a parlare di questo tema se non ci fossero stati effetti dei media, della TV e della RAI, sul clima culturale, sul cosiddetto populismo. Pensate a quanto il populismo è stato incoraggiato anche da un esasperato uso del talk show e del grido politico, perché quello che dicevi della politica gridata non sarebbe successo senza un po' di teatrini e di protagonisti televisivi che sembrano ormai trasformarsi in quelli che fanno il casting della politica del futuro. Pensateci a quanti uomini politici sono stati costruiti lontani dalle dinamiche sociali e nei tappeti, a volte anche rossi, delle televisioni. Sul clima culturale, sul cosiddetto populismo, sull'agenda di valori e delle cose ritenute importanti, sui rapporti tra le generazioni, quindi pensate come incide anche sull'influenza che l'università può avere. Soprattutto ben sappiamo definitivamente, grazie a un poche indagini longitudinali, che la comunicazione modifica una società nella misura in cui rende straordinariamente più semplice per l'individuo, esattamente quello che non succedeva nella società del passato, adottare idee nuove, non sempre ovviamente fondate, considerarle tradizione del modello, per fare una citazione corta, e dunque ispirare coerenti comportamenti di cambiamento. Tutto questo alla faccia delle ritrosie e delle paure che noi accademici avevamo a parlare di effetti forti. Se non sono effetti forti quelli di cui parliamo, che cosa aspettiamo dal cambiamento? Abbiamo a lungo combattuto, io in questo sono abbastanza compromesso nella critica che sto facendo, ne sono oggettivamente una vittima, il pedagogismo della prima fase storica della TV, all'epoca del suo insediamento. La TV pedagogica, quella che è esemplificata da quella strepitosa figura che è Ettore Bernabei. Ancora un messaggio forte su di noi. Già alla fine degli anni '80 abbiamo dovuto cominciare, alla fine degli anni '80, ricordo ancora Mauro Wolf,
abbiamo dovuto cominciare a rettificare questo imperativo, avviando nuove e pudiche formulazioni come eccesso di pedagogismo, dosaggio dei generi, quindi tra cultura, intrattenimento, eccetera. Nessuno di voi ovviamente pensa che non ci debba essere un equilibrio. Ma la verità è che queste critiche apparentemente moderne, e quindi ci hanno fregato, perché abbiamo esaltato i media perché sembrava che se non ne esaltavamo non eravamo percepiti come moderni. Apparentemente moderni e aperti alle conseguenze dell'economia di mercato del prodotto TV hanno finito per diventare un alibi alla lunga sufficiente a destrutturare la capacità della comunicazione televisiva di sentirsi autorevole e influente. E questo ha provocato un radicale cambiamento della sua carta d'identità. Un tipico esempio di pendolarismo delle visioni culturali, incapace di capire il centro dei fenomeni sociali, non che sia diventato facile. Alcuni parlano di società senza centro, e anche quello, se ne parliamo, significa che da qualche parte qualche motore non ha funzionato. Anche perché ormai è chiaro che gli eccessi di marketing dell'offerta, eppure il marketing è stato un rinnovamento degli studiosi di TV, non sono stati meno letali del pedagogismo degli anni 60 e 70. A parità di condizioni comincia a essere chiara una tendenza storica. La comunicazione televisiva perde terreno ogni volta che insegue la società invece che avere un'idea forte per almeno influenzarla, senza ovviamente dispotismo. La TV è forte quando è un passo avanti rispetto all'immaginario e agli stili corretti, quando si attarda a inseguire le mode, rompe il suo patto sociale con gli utenti. Se invece registra i successi della stagione precedente, e quante volte noi non ci siamo detti, troppo spesso nelle battute dei salotti, perde di potere innovativo e soprattutto riclassifica più in basso la centralità del mezzo e il sistema delle attese. Ancora più rilevante la presa d'atto che nel dibattito quotidiano le prerogative della RAI non siano percepite come nettamente marcate ed identitarie. C'è stato anche un riferimento del rettore rispetto alle TV commerciali. Gli studiosi calcolano che il 60% della produzione RAI sia sostanzialmente poco riconoscibile rispetto a quella della TV commerciale. E qui vi dico subito, c'è un elemento di critica degli studiosi. Non pensano mai a quel 40% che distinguono, perché ormai il clima è che se si può parlare male, e anche qui rientriamo in un paragrafo già trattato, è meglio. È diventato un luogo comune dire che la RAI è uguale a Mediaset. Non è vero dal punto di vista empirico, ma è troppo vero, è vero in troppa parte per non pensare che l'argomento ormai è una forza irresistibile. Per correttezza di scenario occorre qui però indicare una dimensione invece strepitosamente positiva, non l'unica, della comparazione tra RAI ed altri contesti comunitari. Siamo abituati sempre a dire che la RAI c'ha troppo personale. Pensate quante volte anche nella stampa specializzata, che ha tutti gli strumenti per non dire, in Italia c'è una caratteristica della stampa specializzata, tra l'altro influenza pochissimo, quella d'opinione. Nel confronto tra ascoltatori e dipendenti, tra fortuna di mercato, quindi un elemento forte per capire il fatto che un servizio pubblico comunque non può essere noncurante al successo dei programmi, la RAI è quasi sempre in testa rispetto a BBC, nessuno di voi se lo sarebbe aspettato, a France Television, in un solo caso, alle televisioni tedesche e a quelle spagnole. È quella che ha i risultati migliori dal punto delle performance di pubblico, 41-42% stabilmente, in questo caso era il 2010. Le altre grandi emittenti sono, quando va bene, al 33%, altre volte al 25%, 28% e al 15%, il secondo canale francese. Il numero dei dipendenti è apparentemente alto, 13.300, la media del 2009. Solo una grande televisione, quella francese, ce n'ha un po' di meno, 11.000, ma quella francese arriva al 33% del pubblico. Quindi guardate quanto i dati oggettivi, che in Italia non avranno mai fortuna, potrebbero riorganizzare una diversa valutazione del ruolo della televisione, almeno rispetto ad altri paesi. Devo andare più veloce, e mi dispiace moltissimo.
Enuncio allora alcuni nodi di dibattito, ho ancora 5-7 minuti per i concetti. Ce la dovrei fare. Anzitutto una mappatura delle principali criticità storiche che hanno segnato il rapporto tra servizio pubblico e società italiana. Se vogliamo cambiare strada è chiaro che dobbiamo sapere dove abbiamo perso e quando è cominciato il processo. Al centro della riflessione si pongono alcune tesi. Il graduale superamento di mercato del mainstream e del generalismo è un fenomeno impressionante, ma non avviene con la stessa velocità di altri paesi. Secondo elemento, la crisi della TV, della radio e soprattutto dei giornali, pensate anche della radio, che è ancora più facile come linguistica e come pluralismo apparente delle fonti, eppure in crisi ravinosa, senza mai essere arrivata ai livelli europei. In tutti i paesi civili, chiamiamo, scusate, una cosa che sarebbe infelice, diciamo quelli con cui ci possiamo confrontare meglio, Francia, Spagna e Germania, la radio sta all'80-90%, quindi è il primo elemento del pluralismo. In Italia, quando va bene, arriva al 60%. Il radicale aumento dei consumi culturali, questo bisogna dirlo, è straordinario, anche qui la RAI del passato non è influente. Nessuno dice in questo paese che dal 1993, insieme alla crisi del generalismo e delle grandi TV, e vi dico subito, la TV commerciale è più in crisi del servizio pubblico, quindi si paga l'eccesso di moda e di inseguimento. In tutti questi anni l'aumento di tutti i consumi culturali di qualità è impressionante e non ha uno straccio di politica pubblica di sostegno. Voi sapete che lo Stato italiano dà un po' di soldi ai giornali in modo mascherato, un po' di soldi alla lirica, ma i consumi culturali, quelli che davvero rendono il soggetto più competente, sono a carico dei soggetti, spesso delle famiglie giovani con figli, che sono il vero motore dell'innovazione culturale in Italia. Questo pone ovviamente il problema della integrazione tra vecchi mezzi e nuovi, il problema del cambio di mainstream, la fortuna della rete, ma anche la fortuna della rete va meditata, perché in questi giorni, visto che si parla di campagna elettorale, quello che sta succedendo sulla valorizzazione di Twitter è impressionante. Twitter corre veloce di per sé, offre un modello completamente diverso di discussione politica, che farebbe pensare ai salotti a Permascara, ma la vera fortuna di Twitter è che la televisione e i grandi giornali ogni giorno parlano di Twitter, quindi se non c'è il rimbalzo tra i media, un medium non arriva ad essere socialmente rilevante. Allora, mi avvio a chiudere. Ovviamente si tratta di inseguire i soggetti che sono fuggiti dal servizio pubblico. Questa è davvero una mission, glielo posso dire perché senza alcuna diplomazia vi dico che ho un'assoluta fiducia nei confronti della nuova governance, per come è stata scelta, per i segnali che ha dato e anche per il fatto che mi sembra che hanno un rapporto con i media meno iniettato dalla cultura delle interviste di altre dirigenze del passato, quindi sono in una fase di interessata attenzione nei confronti di questa gestione. Devo avviarmi a chiudere. Ci sono tanti punti di crisi, per esempio uno è quello della programmazione, ma il punto della programmazione, il fatto per esempio che della famiglia si parla in modo populistico, il numero di famiglie che non funzionano nei media è incomparabilmente superiore alla, peraltro, forte crisi della famiglia. Come si fa a dare un'immagine delle istituzioni che sempre hanno accompagnato gli uomini, iniettandoli soltanto di un segno di delusione e di dolore? Non è esercizio della comunicazione, è il fenomeno di cui parlava del giornalismo il mio amico Barbano quando diceva cane che morde uomo non fa notizia, ma la sua cosa sarebbe scritta così: gatto che morde lettore. Meriterebbe, perché voi avrete notato la solennità con cui si muovono i gatti del Zorozzo, sembrano masterizzati, non sono gatti qualunque. Mi piacerebbe fare questo ragionamento sui temi, ma chiudo con quello della cronaca nera, perché noi siamo diventati specialisti di questo argomento, ma non perché siamo ipercritici, anzi, se non ci fosse questo elemento il nostro amore sarebbe desolante. La cronaca nera è diventata il genere con cui si evita in Italia
l'inchiesta sociale, la capacità di seguire il cambiamento che porta con sé anche dolore. Buona parte delle programmazioni, non solo delle TV commerciali, sembrano ispirate all'ipertensione, non ti fanno andare a dormire tranquillo. Ma che senso ha? Come possiamo accontentarci di un costrutto? La mattina i giornali, che però, diciamo, essendo scritti, hanno un impatto inferiore rispetto alla sensibilità nostra, che ovviamente dovrebbe essere vigile, ma quando è continuamente, esasperantemente eccitata, come possiamo essere migliori? Questo ritratto della cronaca nera, così ipertrofico nel sistema mediale italiano, è uno degli elementi di incattivimento delle relazioni sociali in Italia. Io sto qui a dirvi che l'incattivimento non è una medicina automatica, basta che noi ci facciamo sentire, e sono convinto che ovviamente ragionamenti di questo genere sono ancora più importanti per chi avrà una responsabilità così delicata come quella di darci un esempio di un servizio pubblico che comincia a ripensare responsabilmente alla propria funzione sociale.